Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Remax Mistral di Cagliari. Oggi siamo a Cagliari Pirri e quella che vi sto per presentare esattamente in questo momento è una nuova casa indipendente, nuova sul mercato, è una casa campidanese con un piccolo particolare, è completamente ristrutturata dalle fondamenta fino al tetto. Siamo all'ingresso e quello che vedete alle mie spalle è il portone, appunto in stile campidanese, un portone nuovo, completamente costruito, e quello che vedete praticamente davanti a voi, se potete ruotare, è tutto l'edificio, tra l'altro con un'esposizione estremamente eccezionale. Ve la faccio vedere esattamente dalla Rosa dei Venti. Come vedete il sole sorge da questa parte, tramonta da questa, quindi l'esposizione arriva da questa parte qui e illumina per l'80% della giornata esattamente l'edificio, la Campidanese, che è a L. Da questa parte vediamo la zona giorno, vi farò vedere tra poco all'interno, prosegue con la zona cucina, poi abbiamo il bagno, le 3 camere di taglio matrimoniale e il secondo bagno. L'ampio cortile di più di 150 metri quadri, assolutamente, come vedete, organizzato e ornato con un bel battuto con delle forme, e da questa parte una altra particolarità: oltre che avere il portone chiaramente campidanese, quindi carrabile, abbiamo una struttura con una serranda, diciamo, carrabile, da poter essere utilizzato come locale di sgombero, come magazzino, oppure magari inventandosi anche un'attività commerciale. Piccolo locale attualmente utilizzato come deposito, ma molto utile e potrebbe anche essere redditizio. Facciamoci un giro nel cortile e poi successivamente entreremo all'interno dell'immobile. Cortile organizzato chiaramente in maniera ombrosa, con questo albero di alloro. Abbiamo l'acqua, la fontanella, e poi con 3 aiuole che stanno esattamente davanti al loggiato dove si distribuiscono la zona giorno, come vi ho detto precedentemente, la zona cucina, e da questa parte vedremo poi all'interno la zona bagno, le 3 camere che si affacciano tutte quante sul loggiato, 3 camere matrimoniali, e da questa parte ampiamente finestrata, non solo appunto con finestra ma con un'altra finestra, il bagno. Nella zona notte e nella zona soggiorno abbiamo il tetto completamente, ripeto, ristrutturato in legno, e invece nella zona centrale, quella che sta sopra la cucina, abbiamo il tetto con un solaio. Entriamo all'interno dell'immobile, della Campidanese, per vedere appunto se è di vostro gusto la ristrutturazione. Prego. Ok, bene, siamo all'interno della Campidanese, caratterizzata appunto da questa ampia zona soggiorno, con altezze veramente generose, tra l'altro finestrata anche nella parte in alto, con il tetto completamente nuovo. Tra l'altro una grande vetrata che si affaccia sulla strada principale. Una piccola particolarità di questo grande soggiorno è la possibilità di essere completamente o quasi completamente soppalcato. Infatti è stato predisposto per avere tutta l'impiantistica anche del condizionamento fino ad un'altezza che consente appunto un ampio soppalco. Vi voglio far notare alcune piccole particolarità. Al di là dell'impianto d'allarme, su tutto l'edificio anche la presenza di radiatori per un riscaldamento, non solo refrigeramento ma riscaldamento autonomo. Sono radiatori d'epoca in ghisa e sono presenti in numerose quantità per tutto l'immobile. Ampio soggiorno che prosegue, ce n'è anche uno qua, videocitofono, le tracce dell'impianto elettrico le abbiamo a vista, come nelle migliori ristrutturazioni appunto delle Campidanesi. Tra l'altro ogni ambiente è climatizzato, alla sua climatizzazione autonoma. Da questa parte entriamo sempre nella zona giorno, ma zona cucina che ancora
attualmente non è arredata nei minimi dettagli, ma sarà appunto compito vostro, acquirenti, di arredarla a vostro piacimento. Tra l'altro, piccole particolarità d'epoca, questo mobile sul termosifone quasi introvabile ed è stato appunto posizionato qui. Altri piccoli dettagli, voglio farvi notare che è stato riproposto, quindi è stato intagliato il vetro, queste non sono gelatine ma il vetro proprio intagliato con dei ricami sempre in tema campidanese. Lungo la zona cucina, che comunque è finestrata con finestre e portafinestra sempre all'esterno del cortile, abbiamo questo mastodontico camino, ok? Sempre in stile campidanese. Da questa parte il tetto passa dal tetto a falde ad un tetto orizzontale, sempre in tema legno. E da questa parte, tramite questa porta a vetri, ricordiamo che le porte sono state comunque ripresentate, riprodotte, sempre seguendo lo stile campidanese, entriamo nella zona notte con appunto il bagno, tra l'altro impreziosito nelle finestre con del ferro battuto. È un bagno estremamente particolare, ok? Anche qua si è voluto riproporre un po' il moderno con l'antico. Una particolarità è questa doccia che ci consente appunto di entrare nella doccia e da quest'altra parte di riuscire. Esattamente fantastico. E da questa parte, superata appunto l'altra porta, entriamo nelle 3 camere da letto matrimoniali o facenti funzione appunto di camere da letto. Entriamo in questo ambiente, questo che appunto è una delle 3 camere matrimoniali facente parte della zona notte, porta finestra sempre che dà sul cortile. Altra particolarità, tutte e 3 le camere matrimoniali hanno il tetto ristrutturato completamente in legno. Sempre termosifone, sempre condizionatore in ogni ambiente. Questa parte è altra porta, altra camera matrimoniale, sempre con termosifone, videocitofono, sempre l'impianto a vista, 2 porte finestre che danno sul cortile, tetto in legno e climatizzazione. Questa parte, altra camera matrimoniale, sempre con gli stessi requisiti, condizionatore, termosifone, porta finestra. Piccola particolarità, alla fine diciamo di queste 3 camere matrimoniali abbiamo un bagnetto, questa volta di colore lilla, bagno completo, ampiamente finestrato, sia con finestra sempre con i ricami esterni in ferro battuto, altra finestra, doccia, WC, bidet e lavello. Ora è condizionatore anche all'interno del bagno. Ora usciamo da questa porta finestra e ritorniamo sul portone campidanese per ricapitolare i saluti finali. Vi faccio rivedere l'ampio loggiato con le colonne e il cortile. Da questo angolo del cortile con lo sfondo del portone campidanese io vi saluto dicendo che appunto a Cagliari Pirri abbiamo questa nuova messa in vendita, questa ampia campidanese con un'esposizione veramente molto positiva. Per gli amanti delle campidanesi o per gli amanti delle case indipendenti questa potrebbe essere la soluzione giusta per voi, completamente ristrutturata. Per informazioni contattatemi, sono Roberto Puddu della Remax Mistral, seguitemi appunto nelle pagine mie professionali Roberto Puddu agente immobiliare sia Facebook che YouTube che nel nostro sito. Posso vendere anche la vostra, soprattutto se questa vi potrebbe interessare.